Sciami di api avvistati in diverse sezioni del cimitero di Piana Traversa a Favara. Sono giunte di recente alla redazione alcune segnalazioni di un possibile vespaio all'interno del cimitero situato in via Capitano Callea. Dalle informazioni a noi giunte è stata registrata la presenza di api nelle sezioni 23 e 33. Stando a quanto comunicatoci, la notizia è stata riferita alle autorità competenti, le quali, a detta dei cittadini, non opterebbero per un intervento tempestivo causa la mancanza di fondi pubblici. Giunti sul posto si può notare come nugoli di api possono essere facilmente osservati non solo nelle due sezioni segnalateci, ma anche in altre. La preoccupazione dei cittadini viene amplificata dall'imminente ricorrenza del 2 novembre, a motivo della maggiore affluenza lungo i viali del cimitero. L'apprensione è dovuta principalmente al rischio che questi insetti possano pungere i malcapitati. Manifestata la problematica all'assessore servizi cimiteriali Amedeo Nicotra, lo stesso rassicura che quanto prima verranno presi i dovuti provvedimenti. Altra segnalazione giuntaci riguarda il furto di piante e vasi dalle lapidi dei defunti. Anche in questo caso è richiesta l'attenzione dell'amministrazione comunale affinché vengano effettuati maggiori controlli all'interno del sito.